Un tema caro a tutto il nord-est, la politica tributaria, l'evasione e l'equità sociale che dovrebbe derivarne. Un appuntamento proprio in quella regione che in pieno periodo natalizio ospitò l'ora mai noto blitz della Guardia di Finanza nella vippissima Cortina, cui seguì un polverone di opinioni contrapposte. Non sono azioni spot perché ne facciamo noi e la Guardia di Finanza ne fa molte più di noi da anni. Tanto clamore per nulla, di controlli ne hanno sempre fatti e sempre ne faranno, azioni normali insomma, laddove ci sia l'obbligo di emettere scontrini fiscali. E proprio gli scontrini sarebbero il palese risultato di cotanti controlli. Ha prodotto sicuramente un uso maggiore per esempio degli scontrini fiscali. Gli acquisti dei noti rotolini bianchi sarebbero aumentati vertiginosamente. I dati restanti, i numeri e le multe sono invece notizie riservate. Gli imprenditori del nord-est comunque sono avvisati, le tasse vanno pagate. La ricchezza prodotta è tassata, purtroppo la tassazione in Italia è elevata, ma la ricchezza tassata è intoccabile. Sul triste fenomeno dei suicidi proprio nel mondo imprenditoriale veneto, il direttore preferisce allontanare ogni associazione con l'agenzia. Siamo attentissimi a questo, poi che la crisi provochi delle situazioni di sconforto, per carità, noi abbiamo dato rateazioni, abbiamo bloccato le azioni laddove era necessario.